15ª giornata del campionato di Serie A femminile dal Palapanzini in diretta di Tonto Lazio. Ghilardi, lo scarico per Di Vincenzo, la risposta di Partere che poi Lusileia. Dentro Ghilardi, Diana Santos per il primo gol del Bitonto, 1-0. Ghilardi! La giocata di Greta Ghilardi che trova il 2-0. Stop e mancino che Greta Ghilardi riesce a tenere basso. Intanto dentro Pantano. Palla dentro Cenedese. Clary. Barca, palla lontana. Scruta Diana Santos e poi Lusileia. Secondo tentativo ma c'è carica sul portiere. Palla per Siclari, cerca il primo palo Siclari, palla fuori. Brunigna calcia con il tacco Nicoletti. Si chiude sul 2-0 il primo tempo. Lusileia, la sterzata di Lusileia dentro il pallone, Diana Santos addosso. Greta Ghilardi cerca il tiro dentro Barca, poi Sagunto. Ancora Diana Santos, palla. Lusileia, si gira Lusileia e poi col mancino, palla fuori. Diana Santos, palla che scheggia il palo, 4. Diana Santos cerca spazio, poi lo scarico, la palla deviata ed eccolo qui il 3-0. Diana Santos, doppietta per la numero 7. Bitonto che ora va vicino, anzi trova il 4-0 con Brunigna. Sbaglia, allora Bettigna, palla dentro per Barca, c'è Torma, calcio da Alessandri, palla fuori per Alexandra Di Vincenzo. Dall'altra parte Bettigna, buono il pallone per Barca, ancora Barca e questa volta c'è il gol del 4-1, il gol della bandiera voluto fortemente da Cecilia Barca. Accorcia le distanze la Lazio con Barca. Di Vincenzo. Ghilardi supera in bello stile Bettigna e trova il gol fantastico del 5-1. Greta Ghilardi per il pokerissimo del Bitonto. Abbadessa alza la testa, il tiro di Abbadessa, calcia bene, ma si recupera il pallone, c'è Di Vincenzo dall'altra parte, ha la possibilità di mettere il pallone in mezzo, Cenedese, Carolina Cenedese, 6-1 nello stretto, riesce a spostare il pallone. Bitonto 6, Lazio 1. Cenedese, palla per Di Vincenzo, Alexandra Di Vincenzo sul primo palo, non fallisce, 7-1 per il Bitonto, assegno anche
Alessandro De Vincenzo. Coletti. Da Alessandri calcia. Vola Soldani e con la parata di Maria Soldani si chiude anche la partita. Vince 7-1 il Bitonto.